5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Fiera di Sassari dal 13 al 21 ottobre. Autunno in fiera a Sassari, oltre 200 stands presso la promocamera di Predanieta. Fiera di Sassari dal 13 al 21 ottobre, non mancate. Parla bene. Ma parla bene, ma si cerchi un hobby. Un hobby già ce l'ho. E quale sarebbe? L'hobby più diffuso in Sardegna. Cioè? Il tiro al cartello. E c'è anche la scuola. È minimo. Abbiamo la scuola, Dove? Abbiamo la sede. Dove? A Pattada ce l'abbiamo. Ma se lei non sa manco dov'è Pattada, ma non dica cazzate. Non si Dov'è Pattada, forza? Vicino a Ozieri e Budusò, tra la catena montuosa del Goceano e i monti di Alà. Oppala, non è geografia, no. Si ritorna a parlare con i tre sardi, complimenti ancora, ma intanto cos'è cambiato per voi con la nuova formazione e poi quali sono i progetti futuri? La nuova formazione è cambiata e guadagniamo qualcosa in più perché siamo nemmeno. Non abbiamo più il problema della battuta perché tre sardi e 7 in 4, no? Ma abbiamo migliorato parecchio. Cosa è cambiato? Che adesso siamo tre fratelli che stiamo giustamente cercando adesso quell'affiatamento che si può sviluppare solo col tempo e col lavoro, che con l'altro gruppo, con le altre tre formazioni, perché poi i tre sardi hanno cambiato, questa è forse la quinta formazione dei tre sardi. Questa è la quinta formazione. Questa è la quinta formazione, è come una squadra di calcio che cambia giocatori, sai. Mi metterò completamente a disposizione della squadra del mister. Sono molto contento per il gol, però è tutto merito della squadra. Io amo questa maglia. Verrà prima di... Verrà da coso, Franco Bolpetta, prima, verrà Franco Bolpetta, Torino incredibile e Giovanni Mezzocchino. Mi metterò completamente a disposizione della squadra del mister. Sono molto contento per il gol, però è tutto merito della squadra. Io amo questa maglia. Ma l'abbiamo a casa, non è? Prima la formazione vecchia, quando stavamo in corso delle dai. Se non riesce a parlare, non lo parla. E tancami la porta. Lì, non smetta di palleggiare. Entra, guarda questo gioco. Oppala! Non è un blasone. Allora vado a giocare in una squadra seria. Mi hanno chiamato. Chi è che l'ha chiamato? Mi ha chiamato il Tottenham. E vado a giocare al Tottenham. Mi ha chiamato il Real Madrid. E allora vado a giocare al Real Madrid. Mi ha chiamato il Manchester. E vado a giocare al Manchester. Mi ha chiamato il coso, ha chiamato Chi? il West Ham. Chi? Il West Ham. E vado a giocare al West Ham. Ma mi sa che rimango lì punti a Sassari. Quanto riguarda invece poi quelle che sono il vostro futuro, c'era anche quella domanda, ti ricordi? Ma il futuro lo sa solo Dio. Ragazzi, ragazzi, Allargando qua. allora, la domanda è, ok, cosa è cambiato con la nuova formazione? Ok, la risposta è stata, ok. Poi l'altra domanda che ho fatto, il futuro, cioè quali sono i prossimi impegni? Io l'impegno... Sto finendo il piazzale in campagna, il basolato stiamo facendo. Ehi, no, casa, no, mica picchio, occhio perché io picchio, quando uno picchia, quando uno picchia e un altro picchia e io picchio. Che tu invece, vabbè, tu diventi papà? Io divento papà e spero di essere un buon padre e che questi tre sardi vanno più avanti possibile. Infatti adesso dobbiamo fare il concorso con l'ANAS. Siamo aggazzati. Buonasera. Ma cosa si fa a questo palco? Che sto facendo la PM in zona e sono salita. Perché lei che lavoro fa? Io la ballerina. In discoteca? No, al night. Perché lei balla la lap dance? No, la lap dance la balla una patata. La lap dance. Il problema è che alla fine noi facciamo questa cosa prima di tutto perché ci divertiamo, cioè il momento in cui noi saliamo sul palco è il momento dove non stiamo lavorando,
Cioè, in teoria Il lavoro vero praticamente è la ma preparazione. non ce n'è lavoro, cioè chiamare quello che facciamo noi, te lo giuro, il nostro lavoro, chiamarlo lavoro è un insulto ai lavoratori, perché è vero che si prova, è vero, però chi fa il nostro hobby, lo facciamo per un bisogno, infatti, chi fa questo lo fa perché ama quello che fa, se no non lo puoi fare questo lavoro, se proprio non ti piace. E allora quando fai una cosa che ti piace, come fai a chiamarla? No, allora, intanto io voglio aprire una piccola parentesi per i nostri telespettatori, loro scherzano, cioè, dicono anche la verità, perché comunque chi fa questo mestiere deve amarlo principalmente, se non potrebbe farlo, ma in realtà poi per fare quello che fanno loro c'è veramente tantissimo lavoro dietro, perché avete visto, loro studiano, fanno tante cose, stanno ore e ore a provare, poi chiaramente si sale sul palco e si va a, come dire, a prendere, a parte i soldi, che quello vabbè è relativo a una conseguenza del buon lavoro, ma si va praticamente a far conoscere, a far vedere ciò che uno ha provato per tanto tempo, tanti mesi, è questo la... Certo, facciamo anche i giardinieri, si può interessare. Abbiamo Intanto hai visto che anche durante il programma il nostro operatore andava a fare un giro qua in piscina, in giro anche per il campo, quindi insomma mentre parliamo... Oggi la giornata non è esattamente quella adatta. Non è consona, ecco. Non è consona il nome beach. Allora, scusate, ritorniamo a parlare di spettacolo, a parlare delle vostre prove, d'accordo? Allora, cosa? D'accordo? Die pro die. Dove lei è un buttafuori? Buttafuori, problemi ci sono, No, ti metto la mano perché? addosso. No, non ci mancherebbe altro. Stare molto tranquillo. Ma lei lavora in discoteca? Ho lavorato in discoteca, ho lavorato un po' dappertutto, ho lavorato al night, ho lavorato. Mi fa piacere. Troppo salsiccione quel panino, devi stare molto tranquillo. Ma lei di dov'è, scusi? Cosa? Di dov'è lei? Sassari Vecchia Forever. Ah, Sassari Vecchia. Minimo. Quartieri popolari. Minimo. Ci si conosce tutti. Minimo. Roba di greffe. Oh, beh. Molte cricche. Oh, beh. Tanta gente. Oh, beh. Un bel cosa. Allora, cosa ci proponete adesso? Via, durante la prova, che facciamo? Guarda, io ho una teglia di fene con le cipolle. Ce la facciamo dopo quella. Che facciamo? Facciamo una corsicana? Una corsicana? Oppure un canto in re? Un canto in re. Attenzione, aspetta, faccio la presentazione, stringi Lello. Aspetta, devo fare la presentazione. Ma rimani qua con noi. Rimango con voi? Sì. Non me ne vado, sto qua. Dai. Tutti i giorni a 5 stelle ci vediamo di Prodi, lo conduce Paul De Santi. Tutti i giorni a 5 stelle lo conduce Paul De Santi. Ci vediamo di Prodi. Piacere, ciao a tutti, me ne vado. Grazie ai Tre Sardi, l'appuntamento è alla prossima, grazie ai Tre Sardi, sempre dei Prodi, guardateci, mi raccomando, oggi abbiamo sorriso insieme a loro. Ciao. Con Die Prodi, in collaborazione con Legando Mai. Ma non è buono, ma che metti, metto le mani addosso. Die Prodi. In collaborazione con Fiera di Sassari dal 13 al 21 ottobre. Autunno in fiera a Sassari, oltre 200 stands presso la promocamera di Predanieta. Fiera di Sassari dal 13 al 21 ottobre, non mancate. Sardalux Film presenta le pellicole per la tua auto, per la protezione della tua vettura, per la tua sicurezza, la tecnologia all'avanguardia, il controllo di qualità per la protezione dei passeggeri, gli occhiali da sole per la tua auto. Chiama subito Sardalux per installare in giornata le pellicole solari per auto. L'aspetto esteriore della tua vettura è quello solito, ma salvaguardi la tua privacy e nel caso d'urto il vetro non si sbriciola. Chiama la Sardalux. La pellicola per auto è appositamente studiata per respingere il calore e l'abbaglio. Chiama subito Sardalux Film. Telefono 347 65 22 407. Sardalux
migliora la tua vita.